quarta dose di vaccino. Via per gli over 80 e over 60 fragili. Allora, la quarta dose è arrivata all'ULSS 1 Dolomiti. Ieri l'azienda sanitaria ha dato il via al programma per la somministrazione del second booster secondo le indicazioni nazionali e regionali. Mentre ancora resiste uno zoccolo duro di ultra cinquantenni Novax decisi a non sottoporsi alla profilassi, e mentre nei giorni scorsi sono partite le multe per chi non ha adempiuto a quel che di fatto è un obbligo di legge, la campagna vaccinale prosegue e aggiunge un altro tassello. Il second booster, o quarta dose di vaccino anti-Covid, è raccomandato per ora ai soggetti fragili, vale a dire alle persone con età pari o superiore agli 80 anni, che sono in provincia di Belluno circa 14.000 persone che hanno più di 80 anni. Ospiti delle case di riposo, cittadini con elevata fragilità legata a patologie concomitanti o preesistenti e che abbiano dai 60 anni in su. Quindi il vaccino è consigliato, la quarta dose è raccomandata per tutte le persone che hanno sopra gli 80, per tutte le persone che sono ospiti delle case di riposo e per tutti i cittadini sopra i 60 anni che hanno una situazione di elevata fragilità di salute. Insomma, l'appello per ora non è rivolto a tutti. Per la seconda dose di richiamo è indicato, cioè per la quarta dose, è indicato l'utilizzo di un vaccino a mRNA, e qui si parla dei dosaggi e io salto questa parte, purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo, cioè dalla terza dose. Devono essere passati 120 giorni, 3, 6, 9, 12, sono 4 mesi dalla terza dose. Controllate sul vostro Green Pass quanto tempo fa avete fatto la terza dose. Se l'avete fatta più di 4 mesi fa, è raccomandato che facciate la quarta. Al momento la somministrazione della seconda dose di richiamo, cioè della quarta dose, non è indicata per i soggetti che hanno contratto l'infezione da Covid successivamente alla terza dose. Come prenotarsi? Ecco, ci saranno su iniziativa dei singoli medici di medicina generale sedute dedicate apposta per questo negli ambulatori in provincia o vaccinazioni a domicilio. Non solo, si potrà accedere liberamente nelle sedute vaccinali territoriali che si trovano indicate sul sito dell'ULSS www.auls1.veneto.it e si potrà anche prenotare il proprio posto dallo stesso portale. In questo momento l'ULSS si sta organizzando per rendere di nuovo disponibile questo meccanismo. Di seguito il calendario delle prossime sedute vaccinali territoriali, ok? Allora questi luoghi e questi posti che vi dico adesso sono i posti dove già adesso si può andare liberamente a farsi fare la quarta dose. Liberamente vuol dire si va lì col Green Pass senza appuntamento. Dove e quando? Mercoledì 13 oggi, dalle 9 alle 14 al Palaskating di Sedico, con accesso libero o con prenotazione. Giovedì 14, domani, sempre a Sedico, ma dalle 14 alle 18, cioè nel pomeriggio. Venerdì 15 al Piazzale Dolomiti a Tai di Cadore, con accesso libero dalle 10 alle 13. Martedì 19 ad Agordo in Piazzale Tammonic dalle 10.30 alle 13.30. Mercoledì 20 aprile e mercoledì 27 aprile ancora Palaskating di Sedico dalle 9 alle 14, cioè la mattina. Giovedì 21, sempre a Sedico, Palaskating, ma dalle 14 alle 18, così come domenica 24 e giovedì 28. Capito? Allora, tutti questi posti, poi potete riascoltare questa rassegna stampa sui canali dell'Amico del Popolo, su YouTube, su Facebook, oppure, soprattutto, potete comprare i nostri giornali locali o andare a vedere su www.amicodelpopolo.it. Tutti questi posti che vi ho detto adesso sono i luoghi e i giorni dove si può andare liberamente senza prenotazione a fare la quarta dose. Un veloce sguardo ai numeri della pandemia però, e così chiudiamo l'articolo di Alessia Trentin. In provincia sono attualmente 2.442 positivi, ci sono 2.500 persone positive in questo momento. 21 di queste sono ricoverati in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Nel frattempo prosegue anche l'impegno dell'azienda sanitaria verso i civili ucraini che arrivano sul territorio per fuggire dal conflitto. La campagna vaccinale viene estesa anche a loro, a cui è stato adibito un padiglione nell'area sud dell'ospedale. Si parla dell'ospedale di Belluno, forse dando
un po' troppo per scontato. Va bene, quindi dicevamo 2442 positivi in questo momento. Credo che ciascuno di noi abbia l'esperienza di avere qualche conoscente a casa con la positività o addirittura anche con i sintomi, perché l'incidenza, cioè la diffusione del contagio, in questo momento in provincia di Belluno è ancora molto molto alta. Siamo sopra i 700, l'indicatore 700, è veramente un valore alto, quindi in questo momento il virus si diffonde con grandissima facilità e siccome ci si ammala anche, la raccomandazione è sempre la solita, ovvero mascherine, attenzione alle distanze. Abbiamo cominciato così con questa informazione di utilità pratica, la rassegna stampa di Radio Piave in Blu di mercoledì 13 aprile, che è oggi. Mi riconoscete dalla voce, sono Luigi Guglielmi, giornalista dell'Amico del Popolo, come sempre siamo noi giornalisti dell'Amico a farvi questa rassegna stampa. Io già da ora vi ringrazio per l'attenzione che ci dedicate e ci dedicherete. Allora, l'apertura del Gazzettino, la notizia triste che ha lasciato sconvolto il Cadore, perché è morto, ieri l'avete visto su tutti i giornali online, compreso l'Amico del Popolo, è morto Flaminio D'Adeppo, aveva 69 anni, è morto lunedì sera, è morto cadendo dalle scale ma a causa di un malore, morto D'Adeppo, politico e artista, dice il titolone del Gazzettino, aveva 69 anni. Ex sindaco di Domegge, era presidente del GAL. Che cos'è il GAL? Il GAL sta per Gruppo di Azione Locale, è un gruppo sostenuto, promosso, questi gruppi sono promossi dall'Unione Europea, un gruppo composto da enti pubblici ma anche da privati, che si pone come fine la promozione unitaria del territorio, per quello gruppo di azione locale, cioè a livello locale si fanno delle azioni per migliorare la vivibilità, per migliorare la valorizzazione dei luoghi. Ecco, in provincia di Belluno ci sono due GAL, c'è il GAL Alto Bellunese, che è tutta la parte alta della provincia di Belluno, e presidente di questo GAL era appunto da molti anni Flaminio D'Adeppo, e poi c'è il GAL della Val Belluna invece, che è l'altro GAL della provincia di Belluno. Un malore improvviso mentre saliva le scale di casa, gli è stato fatale. È morto così, lunedì sera, Flaminio D'Adeppo, per tutti Mimmo. Aveva 69 anni, un amministratore di lungo corso che aveva ricoperto numerosi incarichi pubblici. Lunedì aveva lasciato da poco l'ufficio del gruppo di azione locale, del GAL, e si era fermato per incontrare alcuni amici a Domegge. Aveva parlato con il figlio Matteo, come faceva tutti i giorni. Il figlio Matteo, che è il responsabile dei musei Cadorini. I vicini l'hanno visto cadere e hanno allertato i soccorsi, ma invano. Già sindaco di Domegge, aveva anche presieduto l'allora comunità montana del centro Cadore. D'Adeppo, si legge in una nota di cordoglio del GAL, ha guidato l'associazione dal 1997 con lungimiranza, competenza, coraggio ed dedizione, che sono poi le qualità che gli hanno riconosciuto un po' tutti dal mondo, della politica, anche quelli che magari così militavano in aree politiche diverse dalla sua. Sua l'idea, dice il Gazzettino, di portare in Cadore la grande pallacanestro attraverso Dino Meneghin, tanti messaggi di cordoglio arrivati per onorare la figura di D'Adeppo sia dal mondo politico sia da quello imprenditoriale, e firma l'approfondimento di pagina 13 Giuditta Bolsonello. Qui vediamo anche la foto, amici della radio di Radio Piave, io vi invito sempre poi ad andare a vedere sui nostri social gli articoli che vi annuncio qui, che vi sintetizzo in questa rassegna stampa. Il vaccino, quarta dose per 14.000 bellunesi, ma abbiamo già letto l'articolo di Alessia Trentin con tutti i dettagli, viene lanciato qui in prima pagina appunto. Il titolone centrale, grande, con i caratteri grandi, riguarda ancora Zoldo senza pace, strada ancora chiusa. Ma sapete perché? Perché c'è stato un guasto al semaforo. Il giorno dopo la riapertura, il sindaco è andato su tutte le furie, il Duran intransitabile, la squadra costretta al giro per Cibiana. Adesso vi leggo il lancio che affirma dello Zoldano Santine, quindi una persona che è particolarmente sensibile, diciamo, a quello che succede nella sua valle d'origine. Poco più di 24 ore. Tanto è durata l'apertura della strada provinciale 251 della Val di Zoldo e Valcellina. Poi, ieri sera, verso le 19, la strada è stata di nuovo interrotta, anche se dopo un'ora è stata riaperta, quindi l'interruzione è durata, tra virgolette, solo un'ora.
Ma se voi in quell'ora, se noi in quell'ora facciamo i conti di andare a fare una commissione a fondovalle o dobbiamo andare a prendere qualcuno che ha finito, che ne so, un corso di yoga, faccio per dire, se la strada rimane chiusa un'ora vuol dire far saltare tutti gli appuntamenti, creare un disagio veramente importante. E se quest'ora che si è costretti a perdere è anche dovuta a un guasto, ecco, questo fa arrabbiare ancora di più, chiaramente. Poi ieri sera verso le 19 la strada è stata di nuovo interrotta, anche se dopo un'ora è stata riaperta, continua la lettura. Gli automobilisti lo hanno saputo perché si sono trovati improvvisamente il semaforo rosso che non è più tornato verde e lo sconforto si è impadronito di tutti coloro che quella strada non l'hanno potuta percorrere per 3 settimane e che speravano di poterlo fare con regolarità. Odissea anche per una squadra giovanile di calciatori zoldani scesa lungo la strada 251. Finito l'allenamento hanno dovuto far ritorno per il passo Cibiana perché anche il passo Duran in questi giorni è chiuso per lavori, quindi strada di Zoldo a Singhiozzo, il passo Duran che è il più comodo pur se disagevole al massimo è chiuso, quindi bisogna per forza fare il giro lunghissimo per passo Cibiana che non è un'avventura da poco. È una situazione incredibile e l'amarezza è enorme, è lo sfogo del sindaco Camillo De Pellegrin e possiamo capirlo bene. Questo è il risultato di una situazione che non si vuole risolvere. Quero Vas, prezzi alle stelle, rinviati i lavori nella galleria. La chiusura programmata a breve della Galleria Madonna del Piave che collega Vas a Segusino, galleria che spesso ha problemi anche per colpa dell'acqua, quando ci sono acquazzoni si allaga. La galleria, la chiusura programmata slitta. L'aumento dei costi dei materiali che dovranno essere utilizzati per i lavori e lo studio in corso sulla viabilità, spiega il sindaco di Quero Bruno Zanolla, posticiperà inevitabilmente l'inizio dei lavori, anche perché è tassativo che si vuole partire col piede giusto. I lavori comunque partiranno prima dell'estate. La foto centrale si riferisce alla festa della polizia, ma vediamo di fianco, riconosciamo anche se ha la mascherina, il vescovo. Festa della polizia, il questore, una provincia tranquilla, il titolo è questo: salva un giovane dal suicidio. E per questo ha ricevuto un premio. Festa premiati con cerimonia Feltri, poliziotti eroi, perché la festa quest'anno si è svolta nei locali bellissimi che consiglio a tutti di andare a vedere del Museo della Diocesi di Belluno Feltre che si trova a Feltre nei locali dell'antico vescovado. Belluno, rubati i fiori per ricordare la figlia morta, rubati i fiori per la figlia morta, questo accade lungo la strada, è una cosa di una tristezza enorme, sentite qui. Per la seconda volta un inutile rappresentante della razza umana, dice la frase dei genitori, del papà, si è appropriato di un simbolo, quello dell'amore di due genitori straziati verso la propria figlia uccisa sulla strada. Mi rivolgo a te che non hai rispetto né verso i vivi né verso i morti. Vergognati. È lo sfogo del papà di Martina Bonavera, la tredicenne morta nel 2013 sulla strada che esce da Belluno in direzione di Salce, ricorderete, no? Poco prima del consorzio agrario. Francesco Bonavera ha affidato ai social la denuncia dopo non aver più trovato i fiori sulla statale 50 a Salce, sul luogo della tragedia. Firma qui l'articolo Davide Piol. Taglio basso, fratture nel centro-sinistra, a rischio il PAT di Belluno, cioè il piano urbanistico praticamente che il gruppo che fa riferimento a Lucia Olivotto come vice sindaco di Belluno, candidata a sindaco, ha deciso di cercare di fermare questo PAT. Al centro della questione c'è l'area dell'Agip di Baldenic, avete presente l'ex distributore Agip, quel grande spazio a lato della rotonda di Baldenic, della sempre intasata rotonda di Baldenic, no? Ecco lì un privato vuole costruire un nuovo supermercato e la vice sindaca Lucia Olivotto, che candidata, ripeto, con il suo gruppo invece si oppongono al fatto che vengano concessi permessi per questo tipo di realizzazione, perché ritengono che un altro supermercato lì sarebbe veramente troppo.
Il voto negli altri comuni: a Feltre e Cortina 4 candidati, nei piccoli centri l'incognita del quorum. A Cortina almeno 4 schieramenti, oltre al sindaco uscente Gianpietro Ghedina, Gianluca Lorenzi, Roberto Pompanin e Roberta De Zanna, ancora incerto Gianfrancesco De Menego. A Feltre i candidati sono Adis Zatta, Viviana Fusaro, Nadia Forlin e la fantalista anarchica. Nei piccoli comuni c'è l'incognita del quorum, perché sapete che è successo un po' un pasticcio con la legge che doveva risolvere per sempre questa situazione critica che si presenta costantemente in provincia di Belluno. Allora, vi abbiamo già detto del vaccino. A pagina 28, sì, scusate, 4 del fascicolo di Belluno, vi segnalo comunque appunto la cronaca della festa della polizia con le premiazioni anche per chi si è particolarmente distinto nell'aiuto alle persone, insomma, ecco, nello svolgimento del proprio dovere. Allora, io vi mostro la prima del Gazzettino di Belluno, scusate, del Gazzettino Nazionale. Prima abbiamo visto il Gazzettino nel fascicolo di Belluno, la prima del Nazionale, eccola qui. C'è la notizia tristissima centrale che i russi hanno conquistato il centro di Mariupol, la città costiera dell'Ucraina che sta tra la Crimea e il Donbass. Battaglia per il porto, l'ombra delle armi chimiche, la missione di Putin in Ucraina è una tragedia, ma dice che se la sono voluta gli ucraini. Queste sono notizie a cui dovremmo dedicare più spazio, anche se questa rassegna è soprattutto volta all'informazione locale, perché quello che sta avvenendo lì è veramente un disastro dal punto di vista umanitario. Allora, prima pagina del Corriere delle Alpi: c'è stato un attacco alla metro di New York, lo sapete, un uomo ha sparato contro i viaggiatori in una stazione di Brooklyn e poi è scappato con 29 feriti. Ci sono le immagini, sono raccapriccianti perché si vede tanto sangue e New York ha avuto paura, è tornato in mente le Torri Gemelle, insomma. Il volto di Putin in alto sulla pagina: Putin chiude i negoziati, la colpa è di Kiev, ha messo solo ostacoli. Le norme del parco, ecco perché sono le norme del parco che non consentono di fatto di fare il rally della Croce Daune. Il titolo è questo: le norme del parco tagliano la strada alla Croce Daune. Il regolamento in vigore dopo 12 anni impatta sulla corsa di Pedavena. Il comune incarica un legale per salvare la manifestazione motoristica. Bella foto di un cervo, il Cansiglio e le sue meraviglie, biodiversità, bellezza e terapia. Altri lanci: cade dalle scale per un malore, il cadore piange da Deppo. Occhialeria: non solo Fedon, Luxottica adesso compra le ditte fornitrici. Semafori rossi in Val di Zoldo, ma è soltanto il sistema in tilt. E poi la foto in taglio basso di un pasticcere bellunese rinomato, si tratta di Cristiano Gaggion. Uova e colombe vanno a ruba, perché? Perché la qualità paga, cioè bisogna fare le cose fatte bene e allora la gente compra e i negozianti prosperano anche, no? Allora, grazie a tutti per la vostra attenzione. Buon mercoledì 13 aprile da Luigi Guglielmi, a nome di tutti noi della redazione dell'Amico del Popolo. Un caro saluto a tutti, ciao.